Un saluto a tutti, hoy siamo in Bida Massargia, in una località a Facca, strada provinciale numero 2. Questo evento è organizzato da Cadderisi e San Ranieri di Bida Massargia e la Rimos è un cammino che torna a toccare in qualche maniera su cammino minerario di Sant'Albara. Su percorso partiti da questa località a Facca, strada provinciale numero 2 e andata a Vinza sa miniera, sex miniera ormai de Orbai. L'edizione è il numero di 11, edizione di questa bella iniziativa, è una passeggiata a Caddu che appunto è stata fare in questa die. Deo che io lasciare saperaula a organizzadora Maria Grazia Secci per non narrare un pago contare la storia di questa passeggiata a non narrare qualche cosa sopra di questa bella iniziativa che è ormai 11 anni che si tenete. Siamo in che con Maria Grazia Secci, organizzadora di questa bella iniziativa. Maria Grazia, oramai è questa edizione numero di 11 gusta, però è stata la pausa della pandemia che è stata un pago lasciato appena rimos e non accaddu. Finalmente sono natrota in noi, su 10ª edizione del Trekking Villa Massargese a Caddu. Finalmente si ripartiti dopo 2 anni di pandemia. I amici hanno risposto bene a questa iniziativa. Sono preso da 60 quadri, 23 chilometri di percorso deve essere di sorto umano, vinta da miniera de Orbai. In giardino sarà fai su Murzo, sarà tennis su Murzo, una condivisione tra amigos e poi si torna a partire vinta da Sovrangio che si va in sagriturismo del suo orcedo a Villa Massargia. Noi siamo sovrejauso, 2 anni fermos e finalmente si torna a partire. Sos pastores de Sardegna, non son merecido y solo, no son andequino eretiña, de viver bene quin de coro. Sos pastores de Sardegna, una vida sas campañas, en medio a buscos e montañas, en más desviados. Siamo in compagnia con il dottor Fabio Secci, che è veterinario e è componente del direttivo tecnico di questa iniziativa. Dottor Secci, in dite consiste in specifico questa iniziativa relativa a questa die e soprattutto qual è il compito a intro dell'assozio? In questa die noi torniamo a organizzare su trekking Villa Massargesu e con i squadri circauso dell'orrai a partire a seguire questa pandemia in maniera di tornare a iniziare bene e a utilizzare su guardo come animali per la promozione turistica del suo territorio. Infatti oggi santi una 50ina di cavalieri con i squadri e usa girare tutto su territorio di Villa Massargia, in particolare tutto su Sarto di Orbai,
e osa furria noi poi a sottomanno po' grandi. Questa iniziativa è sempre fatta ad ogni anno in su mesi arbilli, in maniera di fare via a tutti i gente che si ossighi sia dei noi dei susulcisi, ma finse dei su campitani e del su nuoresu, in maniera di fare via tutto questo che è la nostra campagna, su bosco e tutte meraviglie che noi in Villa Massargia. I squadri sono tappati di non poco tempo, ma noi siamo tornati a allenare proprio per questa iniziativa e speriamo di fare altre in maniera di cercare di riprendere bene e di far conoscere sempre di più sul territorio, poi si serve a tornare a iniziare in un motivo di ripartenza sull'utilizzo del sguardo e noi sicuramente siamo appassionati si fa piacere e vogliamo invitare sempre più gente per cercare di migliorare tutto il territorio sia di Villa Massargia ma di tutto il Sulcis. Infatti questa è un'iniziativa di Portumannu che non solo riúne di appassionati de scaddos e dunque del mondo dell'agricoltura, bisogna meta appassionati che viene da tutta la Sardegna e come ha detto dottor Secci è un'occasione finza a poter riunire una situazione possiamo narrare di amicanza e di comparsidura, condivisione di tutte queste tematiche relative al turismo in Sardegna e su trekking Bidda Massargesu paris con s'assozio Cadderisi dei Santuranieri di Bidda Massargia hanno organizzato proprio questa iniziativa per poter zucchero innanzi a postisi della pandemia un evento che è in Portumannu pro sul rilancio economico, sociale del suo territorio. Un'altra pregunta che voglio fare a dottor Secci è relativa a tutta una domanda un po' più specifica, più tecnica, relativa a salrazza presenti de gaddos in Sadie de Oe. Sì, in Sadie de Oe da bantiscaddo non caddo sardo tipico, perché ormai questo caddo sardo non si utilizza più, perché questo è un caddo un po' più difficile, ma oggi si utilizza spesso su caddo migliorato, su sardo migliorato, quindi il sanglo arabo e su caddo migliorato con quadro foresus, come quadro tedesco, i selli italiani notti, funti quadro su un pago per un mattucco, però per dozzi lì puro, e quindi questo funti quadro su funti di bella presenza, imponente, però quadro bravo su che si vuole adoperare vince per nutrecchi, non funti quadro su di puro sangue, poi su puro sangue si utilizza proprio la corsa, su puro sangue inglese, su puro sangue arabo, ma in noi per su usare, per su trekking, questa razza bruso, più donara su guardo un crociao, quindi sanglo arabo. Dunque, per ogni iniziativa, cioè per ogni settore, veste una razza specifica per impreare su gaddo e sta a narrare, per su trekking, come al Nau 2, veste questa razza che viene di impreata, però per la corsa è chiaro che viene di impreata un'altra tipologia di gaddo. Beh sì, possa corsa in piano su Brudonau e su puro sangue inglese, ma anche su puro sangue arabo si è da utilizzare benissimo per l'attività di endurance, che è una gara di resistenza che si fa in Susartu, per chilometri e chilometri, e prova non pago scaddoso e scadderisi, ma si può fare benissimo con su puro sangue arabo, anzi è razza brudonara, mentre per il trekking si utilizza un guardo sardo incrociato, che è il sanglo arabo, che si incrocia su guardo sardo con su guardo inglese e si ripete a migliorare e a poter utilizzare a meglio con una bella presenza pure. E si piace pure a subire bene pure, perché non è solo su caddo che ci fu prima, utilizzato su traballo, su caddo che usante ai nonno nostro, su bestiamini, su traballo insomma su sarto porai eccetera, questo funta guardo sardo e funti sempre stato migliorato e quindi dostene pure un po' bellezza che non possa traballo e quindi si anda meglio a tenere un guardo un vago più elegante pure. Tengo un maneggio a tempo erdino, giusto questa passione cosa mia, del babbo mio e degli aiu mio.
Su gaddu de vostè dei terrazza est. Questo è una trotter, non guardo che ha poi cavoras, pure abituare a gareggiare con i calessini. E devo passare in un maneggio che banda bene, dopo una certa età do subendinti inciando su banda finini, maneggio su vai cosa più piccola. Bene, tu casa vostè appunto tenete un maneggio che impreda proprio un'attività che narimoso finza a Pensioni, un'attività di andare in pensione, poter guadagnare non ci investi, basta scegliere questa passione, basta. Infatti questa è stessa occasione, finza a questa passizzata che si fa che in no che abita Massargia. Torrai dopo questa pandemia sono perso di vista, ma ho avuto 8 amici questo. Dunque dopo 2 anni, quasi 3, si deve tornare a Cattairotus e questa è una cosa bella, sai, comprendi? Certo, questa è un'occasione finza a riunita, finza a livello sociale, poi esatta. Infatti, dentro devi imparare in meras, purtroppo seguitazioni e magari tu te posenare non piace a tutti, o i banti con il computer, banti con cose moderne, ma con il guardo pagos. Siamo in compagnia del gruppo ecologico de Bida Massargia, su GEV, un gruppo di importanza manna posa tutela del suo territorio. Siamo in compagnia del suo presidente Claudio Azzeni. Claudio, l'attività dei Satteros, in che consiste? Allora, noi faremo parte della protezione civile a livello regionale e sul territorio del comune di Villa Massargia. Interveniamo in tutte le emergenze che riguardano gli incendi, le alluvioni, la ricerca dispersa, tutti gli ambiti che in cui si interviene la protezione civile. Ho fatto un intervento umano su Foresta Sardegna, poi sono andato sul terremoto all'Aquila, sul terremoto in Umbria e nelle Marche. Ho fatto tanti di questo fuoco, a Santo Lussurgio, che hanno passato, sono andato su intervento in questa zona, che domandano lo sforzo umano con la popolazione e poi volontario puro. Tutti i spicciocchetti che partecipano con noi, tutti i giovanetti, chi ne produce, chi ne prospago giovane, che fa questa attività gratis e posso bene del suo territorio e della vita. Da quanti anni esiste di questa realtà del SUGEV? Su GEV esiste dal 1986, da quando è cominciato un gruppo di amici che abbiamo tutto questo fuoco a distruggere il suo territorio e ha cominciato a organizzare con trattori e mezzi di fortuna, però poi a livello si è organizzato con il primo mezzo, campagnoletta e altra cosa, e poi il tempo si evolve e sono sempre migliorando e donando attrezzature migliori, si tenendo sempre cose migliori si può intervenire. Attualmente narimoso sa scomponente, se canto sezzi in totale come ente organico. Sono circa 40 persone che ruotano in turno, faremo un turno fisso da giugno a ottobre, poi Sant'Incendio e poi in reperibilità sul resto del suo tempo. Ognuno che ha stizzeriato si è libero, arrivare in sede, vi un mezzo e partire con la squadra. Un'ultima pregunta, la tutela del suo territorio è una cosa di importo umano, che molto più come nel tu finza su vogo che questi stau sanno colato in su Montiferru, e quali sono le prospettive future che giustamente la tutela parti dai cittadini, ma esatto se una risorsa manna proprio per la tutela e quali sono le richieste o le criticità se si bisogna. Certo, i cittadini sono esprimono che si devono impegnare, poi chi non succede una cosa di aici. Ultimamente però il fuoco doloso penso che sia in netta diminuzione, succede sempre questo fuoco colposo che poi capita come in suo caso su Montiferru che hanno fatto un danno umano. Siamo in questa miniera, ex miniera di Orbai, in questo panorama bell'umeda e siamo in compagnia di Antonio Pasella che è il presidente, il responsabile del gruppo speleologico Speleoclub appunto di Bida Massargia. Antonio, da quando nasce prima di tutto sul gruppo speleologico? Intanto, allora a tutti, il gruppo speleologico nasce già in 9 anni fa, noi a Villa Massargia.
ormai dove ne mera. Si occupava di questa maniera e tutto. Non va a controllare, poi sul luogo dobbiamo commentare, non va a... Se tu gusto è importante in Portumano, vinza sa posa tutela del suo territorio. Come attività non solo in suo territorio di Bida Massargia, ma vinza in altro luogo, so fa attività di speleologia? Sì, più o meno tutto su dolci. Ed è recente se ti sei andato so vinza a Pan di Zucchero e hai fatto un'escursione, come è andata e ti hai fatto? Ah, piace a tutti, su questo va bene, quindi... Penso che questo mese che entra dovrò andare. Da canto sezzi è composto un rimo sul gruppo, canto sa persone? Insomma, sono una ventina, tra pensionati, ex minori e tutto, e poi si giovane solo. Dai, paga pago, andavo in avanti. Dopo 2 anni di pandemia, giustamente è bello a tornare a vivere e a fare queste attività. E in suo territorio di Bida Massargia, quali sono le grutte o le zone più di importo a livello speleologico? Insomma, questa zona di Orbai è bella, noi mandire ne somera in diversi luoghi, importanti, sì. In Montescorra, ne uso altri luoghi di vita comunque. Che poi è una cosa di Portumano, vinza in crae turistica, caso turismo, vinza si basa sopra di queste attività. E a livello appunto turistico, ha dentro qualche richiesta di fare se vinza come guida turistica? Sì, penso trekking, cose sai, punti raccontano a mera. E che a suo tempo si pago e a sanno di vedo 1 o 2. Poi queste attività logicamente vedo speleologia è più importante che camminare e fare trekking, non è vero. Siamo sempre in compagnia del dottor Secci, veterinario e in suo direttivo di questa iniziativa. Ecco, volevo preguntare Fabio, sul territorio, fai damo un pago di ambiente e territorio di Bida Massargia, si estende da Prusommanco po' quanto ettaro? Sul territorio di Villa Massargia è un bello territorio di circa 10.000 ettari, che tutto di proprietà privata. Noi in Orbai, sul territorio comunale, circa 1.000 ettari e è territorio boschivo, per un pruso boschivo è utilizzato possa allevamento, possa all'inna e è un bello territorio possa Cassamanna, è stesso corre sa riserva, infatti c'è sta autogestita Simmio che è un bello tretto di tutto Trua Sapos Rivonni e su Villa Massargesu è orgoglioso mera di questo grande bosco di macchia mediterranea che deve essere sempre salvaguardato e infatti sul territorio di Orbai non è mai stato toccato di fuoco. Infatti abbiamo sentito sa tragedia potremmo narrare del fuoco in su Montiferru di San Nicolau e duca è meta importante di Portumano sa tutela dell'ambiente. A livello Fabio dei specie faunistica e fin al de flora in su territorio di Bida Massargia, e te potremmo un pago aumentare? Sa flora è rappresentata da questa tipica macchia mediterranea del suo bosco Prummanno che è rappresentato soprattutto dai sigi. Sigi noi è presenti in tutto il suo territorio boschivo, c'è suergio puro, c'è un bello paio di suergio che punti adoperato su estrazioni del suo suergio per traballare, ma è pago rispetto a altri territori. Sono pruse e igi e poi c'è sti matta prubascia, arbusto che punti samodizi, sollasto, su Leonardo noi che c'è Sarrio e ci punti un altro che pensa di Erika e in sardo si nasce Zacca Pingiara e a trammata più spitticca per schiadino che è stile licriso, insomma tutto a trammata tipica della macchia mediterranea che in Villa Massargia è punti preservata commenta in tutto il suo comprensorio
del suo parco del Gutturumano, del suo parco regionale del Gutturumano, che è sprumano di 10.000 ettari e confina da noi con il territorio di Villa Massargia, e si finza a Sant'Adi e torna da poi a Caputerra e attacca da noi in Sillicqua, che è stessa bida confinanti. Per quanto riguarda invece i animali, noi ci sono animali di ogni specie, soprattutto per quanto riguarda spillonisi e saperdici, a mera perdicisi, c'ha di coniglius e lepurisi, ma in son prusu ci sono i siribonisi. Siribonisi da meras c'è che non conoscevo poco cosa, che non conoscevo che bene de Sallacana de Silicqua sarta dai noi e fatto insomma si accosta a Carincuno ma non si stabilisce. Altri animali importanti ci funti per quanto riguarda poi spilloni adesso ci funti c'è Aquila Reale, c'è una scanto coppia di Aquila Reale, c'è stato un rapace tipo stories indari de varia razza de storie pitticus e prumannus stanziali, oltre a questo che ci funti le storie che passano in rotta di migrazioni, quindi è un bello territorio, si presta a mera, poi c'è acqua e c'è cose va in mera poi animali e quindi gli animali si stanno bene, e poi questa ricchezza ambientale è ammirabile, che è accanto dell'asfalto, accanto dei castelli, e accanto dei bides, e quindi porta a mera sa gente bene si fa una passillata, può bere tutto questo bello bosco, poi t'attretto su i sandaras, avunti serraras, e su bosco da saccarracia e fai prage, soprattutto in si stari, si sezza a prandi e si goza essa friscua adesso monti di Orbai. Uno dei temas de importumano, noi tutti dobbiamo essere sensibili a questo tema, è la tutela del suo territorio, come abbiamo appena nato, che su fuoco del anno colato in su Montiferru non deve in qualche maniera fare meledare, pensare. Fabio, qualche cosa finza ites ste faghinde o ites il fatto in sos anno soccolato so posa tutela di questo territorio e su chi tocca ancora fare, si va qualche cosa da fare. Sul territorio di protegge essa gente sul luogo. Poi su Montiferru si sono dispragi su me da Massaragia puro, tant'è che si sono pennicato come allevatore della Sabida. Io ho fatto una bella donazione sul territorio su Montiferru, una dozzina di cambio su carico di foraggio, si sono regalato a tutte le aziende che funta interessare adesso fuoco, poi stenta troppo male, sicché grazie a noi puro ci danti di rara e anzi si chi una nara che non stedia dei mellus, però ci danti di rara bene e due depiti vince, si ha fatto piacere questo, due depiti vince e Massara Jesus. Tornando a questa pregunta, si vuole fare, ita deppi fai, e stasera deppi fai. Nareuso che sul territorio è abbastanza sicuro. Poi ci funti mera cittadino su chi si interessano del suo territorio, e quindi donano mera attenzione e funti sempre avvertendo che non succede a Carincuno fuoco vince inavvertitamente, e funti sempre presenti. Ci funti fare associazioni che in maniera diretta o indiretta si occupano del suo territorio. Innanzitutto il suo territorio è gestito da associazioni autogestita mio, che sigiri non scetti vostra cassa, poi sandaras, ma du sigiri finse po' quanto riguarda su fuoco, poi funti sempre avverto su presenti con il rondas, poi si controlla tutto sul territorio. Sono autogestia a me da man, che insomma quasi 2000 ettari e questa autogestia e funti più di 100 soci su già tutto di Villa Massargia, che va in non scetti ma bandata scelta a casa, ma si in ambienti puro, quindi fa in rondas a sant'incendio, santi bracconaggio, pure in sandara, sa mantenere sul luogo sicuro e avvisano quando sa necessità del sistema. C'era una bella tre associazioni che si chiamano sul luogo, sapremo dedotto su Villa Massargia e sul gruppo ecologico Villa Massargese, che è deputato a salvaguardia dell'ambiente in primis, dedotto sul territorio di Villa Massargia e fuori puro. Funti sempre presenti, non scetti po' sant'incendio, ma vinse
quando ci sono alluvioni, si occupano infatti funti autorizzati a protezione civile a prestare s'opera e funti una bella realtà di Villa Massargia. E le altre associazioni si commenta sa nostra, dei scaderisi di Sant'Arranieri, e sul luogo do custodi a Caddu quando fa queste escursioni, si comunque donano sempre attenzioni che sul luogo sia sempre pulito, sempre in ordine e ovviamente vince in un'altra andare che può servire può andare a Caddu, ma non solo, può andare vince a bicicletta, ma può andare a piedi pure, come ad esempio posso camminare minare Santa Barbara, c'è un bello dritto che io ho venuto a Caddu, ma si va da piedi a bicicletta che fa parte del suo cammino di Santa Barbara, che è un cammino religioso riconosciuto e frequentato da sempre più fedeli che lo attraversano. Io infatti da originario del territorio di Monteferru che io tornare grazie a Escraro a tutta la Sardegna che si sta solidale con questo territorio appunto ferito da Zuvogu fino a questa comunità di Bida Massargia noi e tutto bivivo che sono stati sensibili e sono stati presenti per attuare sul territorio di Monteferru. Fabio, noi siamo in una in un luogo di interesse naturalistico che siamo in ormai una miniera oramai dismittida e tempo di molnare siamo venuti dal sorto umano che è in questa sarina salbure millenario de sarina uno dei esempi in Sardegna prulmannos de Ulia bisogna finza a meda ozastros o come specie appunto vegetale. Possiamo parlare qualche cosa sopra di questo territorio, finza di ormai, della miniera, un vago qualche cosa della storia di questo territorio, Fabio? Sul territorio di ormai è un territorio minerario che si sta utilizzando per estrazione del minerale del sabarite per lo più. In questo territorio su Bida Massargesu vivi un tant'è che punti domo di ormai che serventa per vivi minatori, se non calanta manca vita, funta sempre in noi e in tutta galleria sa che ci funti da sfruttanta per estrazione su minerali e traballante noi pure ci fu la sallaveria e ci funta tutto su strumento su noi e tutto su dominario giusto per traballare su minerali. Oggi ormai era DPS una struttura recuperata ma ancora non è ben utilizzata ancora però per quanto riguarda sul recupero poi si spendi un bello paio di dinai poi da recuperare ma ancora non si è staccata a sa maniera di dover sighi bene e dover sfruttare a meglio. È una roga storia del suo comune di Villa Massargia, soprattutto di Bida Massargesu più anziano, che hanno guidato traballao, il nostro nonno, i saiaius e i zietti, durante traballao e tenete un grande rigore. Noi su giovani, non sceso manco tai bonai, a traballare in miniera e su traballo che doriera e sa rispetto che doiori sul luogo, no. Però è stato adeppi sì a valorizzare, a recuperare, poi in noi accanto ci fu un altro luogo che funta come ormai in vite accanto si è usato a recuperare su beni soprattutto per quanto riguarda il turismo, per attività sociali come ad esempio in Rosa, senso comune Narcao, hanno fatto una bella struttura turistica che sta andando bene e era giusto che questo territorio puro possa utilizzare in miniera a dismitia come questa di ormai Bida Massargia pure può davonni tutto in un sistema di utilizzo della miniera per surudismo tant'è che si attaccare a Narcao e sì che si può andare a piedi, a cara, a bicicletta adesso una strada facendo parte del suo cammino di Santa Barbara può essere un bello sistema per dover utilizzare. Siamo a Sagabbo di questa die, meda bella, di interesse umano, che abbiamo passato Parisi a suo sozio Cavalieri Sanranieri di Bida Massargia, abbiamo
Bidu su contesto naturalistico abbiamo passato un bello manzano in compagnia di gente bella, è stata veramente un'occasione per fare riconoscere questa iniziativa del trekking a Caddu, ma vinta questa del renaschi a pusti della pandemia. E dunque devo boschelzo lasciare con questa bella immagine del suo territorio di Bida Massargia e voldavo appuntamento a sta prossima puntata. Adiosu, un saluto a tutti. Alana e costar, appesa a fango, a mandra longa, a esquina torta e a palazza Deus. Sos pastor